Dal cappello del mago. Amici, eccovi, siete arrivati, benvenuti e bentrovati in nostra compagnia in questo magico mondo. Sentite che aria, che atmosfera magica e incantata. Beh, allora mettetevi comodi perché inizia adesso una nuova puntata di Dal cappello del mago. E io sono il mago Ales, eccomi qua. Ciao! Beh, allora, oggi avremo una puntata ricchissima, avremo una puntata in cui non mi ricordo mai quello che andiamo a fare. Sapete, sono talmente preso a fare le magie che a volte mi sfugge qualcosa. Meno male che ho il mio assistente, il mio segretario, il saggio alieno, tutto verde, lui gira, naviga, viaggia. Non so, fa tantissime cose e lui si ricorda tutto. Vabbè, andiamo a salutarlo innanzitutto. Saggio alieno! Ciao saggio alieno! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, è arrivato. Bene. Saggio alieno, allora tu che hai tutto segnato, che sei bravo e ordinato, cosa andiamo a fare esattamente quest'oggi nel nostro magico mondo? Oh, ma insomma, mago, nella puntata di quest'oggi giochiamo con l'assistente Arturo e la fatina Giulietta. E poi, nella rubrica Una magia col mago, ci presenti una magia proprio tu, quindi preparati! Ah, ecco, certo, adesso mi ricordo, ma sì, mi ricordo perfettamente, ho tutto pronto, ho tutto preparato. Ah, bene. Allora possiamo iniziare, ma prima vi voglio ricordare una cosa: mandateci i vostri saluti, dove ci guardate, come ci guardate, con chi ci guardate, mandateci i vostri disegni e anche le vostre magie, se siete capaci a fare delle magie, ok, ma anche far sparire un panino, se siete capaci mandateci il vostro video in orizzontale. Potete anche non farvi filmare il viso, l'importante è che magari ci raccontate la magia, così, perché io dico sempre, la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se condivisa, è un po' come la vita, certo, è più bella se fatta insieme, con un cuore sereno, beato, insomma la magia e la vita sono fatte così, ok? Scriveteci, mandateci tutto a ciaomago@gmail.com e così condivideremo i vostri saluti, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette preferite, guarderemo anche i disegni, come ci vedete, come ci immaginate o disegnate. Che bello! Beh, noi iniziamo, vi ricordiamo anche di seguirci sul canale YouTube Mago Alesgar, dove trovate tante avventure, tante curiosità e trovate soprattutto anche tutte le puntate e tutte le avventure di Dal cappello del mago. Iniziamo subito, dai! Giochi, amo. Giochi, amo. Non lo sai o non lo so. Giochiamo insieme, indovina un po'. Non lo sai o non lo sappiamo. Ora è il momento, dai, giochiamo. Giochi, amo. Giochi, amo. E per come sarà stato, vedrai qualcosa avrai imparato. Se lo fai e lo facciamo, questo è il momento, su giochiamo. Giochi, amo. 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 Non lo sai, non lo so. Giochiamo insieme, indovina un po'. Non lo sai o non lo sappiamo. Ora è il momento, dai, giochiamo.
Giochi, giochi, amo. Giochi, giochi, amo. Ehi, ciao amici, mi riconoscete? Sono io, l'assistente Arturo. Questa volta io non c'entro, non ho mangiato nulla, non ho fatto nessun pasticcio. Il pasticcio l'ha fatto il mago, scusate. Estraendo le cose dal suo cappello si vede che ha messo troppo entusiasmo e le ha tutte mosse, sfocate. Oh, sono irriconoscibili. Dovete aiutarci a capire qual è l'oggetto che ha estratto dal suo cappello. Però ci serve un pizzico di magia. Dobbiamo chiamare la fatina Giulietta. Chiamiamola tutti insieme. Al 3. 1, 2, 3. Fatina! Più forte! Fatina! Più forte! Fatina! Eccomi qua! Sono la fatina Giulietta, ma certo, il mago ha estratto dal suo cappello un oggetto. Andiamo a vedere. Eccolo qua, è tutto sfocato. Voi riuscite a capire di quale oggetto si tratta? Qual è l'oggetto che ha estratto magicamente dal suo cappello il mago? Beh, allora possiamo fare una magia e renderlo un pochettino più chiaro, più nitido. Serve la parola magica che è wow wow wee wow wow. La diciamo insieme al 3. 1, 2, 3. Wow wow wee wow wow. Oh, così va un po' meglio. Lo riconoscete, ragazzi? Che cosa? Proviamo. Dobbiamo un attimo concentrarci. Potremmo usare ancora la parola magica wow wow wee wow wow e vediamo se qualcuno riesce a indovinare. 1, 2, 3. Tutti insieme. Wow wow wee wow wow. Oh sì, ora va un po' meglio. Qualcuno riesce a capire di che oggetto si tratta? Che cosa ha tolto dal suo cappello? Il mago ha le scarpe. Avete indovinato? Avete capito? Dai, allora usiamo per l'ultima volta la parola magica, ma diciamola tutti insieme, forte, al 3. 1, 2 e 3. Wow, wow, wee, wow, wow. L'oggetto misterioso era questo qua. Eccolo! Chi è che ha indovinato, amici? Qualcuno ha indovinato? Avete giocato con noi? Beh, ragazzi, le nostre avventure, come direbbe il mago, continuano, ma certo, sempre qui ad Al Cappello del Mago. Oh, ciao amici, stavo guardando questa bacchetta magica qua che ho comprato, ma non lo so, ma siete sicuri? Siamo sicuri che sia una bacchetta? Infatti, non mi sembra una bacchetta magica. Me l'hanno venduta, a me sembra più un giochino quello per i gatti, ragazzi. Me l'hanno venduta come bacchetta magica, l'ho comprata. E ho detto, una bacchetta magica col pigiama. Col pigiama? Ma quando in quale bacchette magiche indossano il pigiama? Però, secondo me, si può fare una magia. Cosa dite? Proviamo, visto che siamo qui a una magia col mago. Il mago, dov'è il mago? Ah, sono io il mago. Allora proviamo, guardate, ho notato una cosa, attenzione, tenete sotto controllo i pallini, i pom pom rossi, perché se io metto dietro, attenti, se io metto dietro così la bacchetta magica, guardate, i pompon sono andati dall'altra parte, avete visto? Riproviamo, se io metto la bacchetta magica di qua, attenzione, i pompon sono tornati da qui, ma allora questa è una magia, fantastico, io la metto di qua, attenzione, no, com'è? Non siete, cosa? Guardate, i pompon, eccoli qua, i pompon magici, wow, il rosso, avete visto? Perché fate quella? Non siete convinti? E come? E cosa ho fatto? L'ho girata. Ma va, no! Giusto. Giusto, cioè se io faccio così si gira, se io faccio così si gira.
Ok, è vero, scusate, non ci avevo pensato. Allora, usiamo la parola magica, proviamo a vedere che effetto, che cosa succede se noi usiamo la parola magica. Qual è la parola? Abracacapra? No, abracacapra, no. Ognuno ha le sue in base alle simsalamin, pane salam, abracacapra, abracalabria, abracadabra, mai sentita quella. Brava la capra. Allora, io di solito uso wow wow wee wow wow, ma chiaro ragazzi, wow wow wee wow wow, proviamo a dirla? Dai, mi raccomando, io mi metto così concentrato, attenzione, e tutti insieme al 3 diciamo forte la parola che è wow wow wee, pronti 1, 2, 3, wow wow wee wow wow. Oh, e che sarà mai successo? Che cosa? Come ragazzi? E il pompon, ma come il pompon rosso? Oh caspita, ma non era... Ma pompon blu, ok, pompon blu e pompon rosso. È andato in mezzo. E come ha fatto, ragazzi? Aspetta, riproviamo. La parola magica di nuovo. Al 3, mi raccomando, 1, 2 e 3. No, aspetta, con calma. 1, 2 e 3. Forte, wow, wow, wee, wow, wow. Andiamo con... Adesso è tornata, guarda, se faccio così, perfetto. Vabbè, lasciamo stare sta bacchetta magica che non mi convince, ma lasciamo stare. Noi continuiamo con le nostre avventure magiche. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio, saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E, poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@mago@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli, e se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.